Mancano una ventina di secondi al via della terza corsa e il premio Macho Gams, vincitore di derby con Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata. Sono in 10 cavalli di 4 anni al via, non vincitori di 10.000 euro, una corsa di qualità limitata. La favorita è Grace dei Veltri, la francese di Roberto Vecchione. Holger Ehlert, portacolori della scuderia Stebe, una cavalla che ha 3 successi in 14 corse, resta per pochi euro nella chiamata ed è la favorita nonostante il numero 6. Si va in partenza con l'1 Aaron Desi, Antonino Pecoraro, 2 Azzurra Gad, Emanuele Migliori, 3 Aspirinetta Oil, Emanuele Ossani, 4 Aurora Clemar, Marco Basile, 5 Azzar Dete, Maurizio Cheli, 6 Grace dei Veltri, Roberto Vecchione. In seconda fila 7 Andreotti GG, VP dell'Annunziata, 8 Awake, Crescenzo Maione, 9 Atos Laxmi, Cesare Ferranti, 10 Accanto Debuti, Marco Stefani. Allenamento che si completa, non tocca l'ala Grace dei Veltri che parte molto piano. Problemi per Aspirinetta Oil. Si parte con la velocità da parte di Azzar Dete che scavalca in breve Aurora Clemar, poi Aaron Desi, terzo lungo i birilli. Allo scoperto c'è subito Grace dei Veltri, mentre sbaglia il leader Azzardete, sbaglia anche Aaron Desi, così si ritrova al comando Aurora Clemar dopo 200 in 15. In seconda posizione c'è Grace dei Veltri a precedere Andreotti GG che è così terzo in corda avanti ad Awake. Poi gli altri con alla retroguardia all'esterno Atos Laxmi, 400 in 37, 15,7 la dritta opposta alle tribune. Grace dei Veltri ha ovviamente ottenuto il via libera da Marco Basile ed Aurora Clemar che corrono di rimessa alle spalle della netta favorita che completa i 600 con un paletto in 16, 47 scarsi per i 600. Passaggio davanti alle tribune con la risalita da parte di Andreotti GG che anticipa le mosse di Azzurra Gad. Ancora all'esterno c'è Atos Laxmi quando gli 800 sono passati in 1, 1 e 8, 15 e 1 per la dritta davanti alle tribune. Un po' di baraonda perché si è infilato di dentro Marco Stefani con Accanto Debuti creando imbarazzo da Wake. Sbaglia 7, Andreotti GG, una corsa falcidiata dagli errori. In vantaggio c'è Grace dei Veltri che si trascina Aurora Clemar, poi Accanto Debuti che li ha bucati tutti di dentro, ancora Wake e Atos Laxmi. La dritta opposta alle tribune con la leader che cerca di fuggire dopo il chilometro in 16,7, piazza un paletto in 14,9, 1,31,6 per i 1.200 ed è sempre in vantaggio nei confronti di Aurora Clemar. Poi ancora Accanto Debuti e Atos Laxmi, la curva con l'allungo di Grace dei Veltri che prende in mano il telo rosso e lo tira sopra il palcoscenico di questa corsa a 200 metri dalla conclusione. È netta battistrada, Grace dei Veltri che vince con Roberto Vecchione. Per il secondo si difende ancora Aurora Clemar dagli assalti interni da parte di Accanto Debuti. Grace dei Veltri che domina 31,2 l'arrivo, 16,6 il ragguaglio cronometrico. Il successo per la figlia di Voltigeur du Mir, Holger Ehlert al training. I colori della scuderia Stebe, 1,44 l'irrisoria quota al totalizzatore per il successo di Grace dei Veltri e Roberto Vecchione.